Allora, il problema vero è che secondo me oggi discutere in Consiglio Comunale di questo argomento lì non raggiunge l'obiettivo. Cioè il Consiglio Comunale non ha elementi per dare mandato al sindaco di portare il suo contributo, non quello degli altri, il suo contributo per dire cosa intende fare o qual è la nostra proposta rispetto all'ospedale unico. Perché sa, parliamoci chiaro, il comune di Caore, il comune di San Michele, il comune di Guaro, il comune di Cinto, il comune di Teio, voglio dire, rispetto ai cittadini pesa poco che sia a Portoguaro, che sia 5 km più avanti, ma per il comune di San Donato, per il comune di Portoguaro, che ha un ospedale storico e che dice e deve far convincere la gente, guardate che forse è più utile per voi farlo a Sastino, sto banalizzando, ma per arrivare lì io come metto in condizione il cittadino di avere la sicurezza che ha adesso e l'istruttura che ha adesso? Ma questo dell'ospedale unico è un dato di fatto che verrà fatto in tutti i casi, al di là, non è un dato di fatto, cioè ci potrà essere anche una posizione da parte del cittadino verso un qualcosa che la giunta regionale o il direttore generale ha posto sul tavolo la conferenza dei sindaci, sì. Sono i sindaci che devono decidere sia se si vuole farlo, sì. Sia dove farlo e sapendo, voglio dire, che un investimento di questo genere pone i problemi che ho detto prima, che è un investimento di 170 milioni di euro circa, l'ha detto Zaia Bibione l'altro giorno, una identificazione di una localizzazione che abbiamo una scheda che vi trasmetteremo, che ci vuole 200.000 ettari, 20 ettari, per una roba e l'altra ci vuole un'area di 20 ettari, bene, che deve essere possibilmente baricentrica con tutta una serie di percorsi viari facilitati e tutto quello che ci può. Però siamo in una fase, secondo me, per poter dare a te la possibilità di dire scusa un attimo, io abito a Portoguaro, ho un servizio su un ospedale a Portoguaro, prima che io decida sì va bene a San Stino o a Ceggia o dove vuoi, o a Portoguaro, mi mettete le condizioni, quali sono le precondizioni, quanto tempo ci vuole, il territorio rimane organizzato così o rimane... Sarebbe anche da fare anche un'altra verifica dove è stato fatto un ospedale unico per capire se funziona o meno. Sì, c'è anche un altro ragionamento, scusate, c'è anche un altro ragionamento che ho solo accennato prima. E qualcuno è intervenuto nella conferenza, anzi il sindaco di Gruaro è intervenuto, ha detto a me non interessa un ospedale unico se la sommatoria di quello che si fa già, ha chiesto, il fatto sta che la Benigni adesso se ce li manderà, io ho chiesto i luci, ve li girerò anche a voi, però è chiaro che l'ospedale unico nostro non può essere quello dell'Angelo di Mestre, tanto per intendersi, ma bisognerebbe già avere qualche elemento per poter discutere. Comunque la cosa è complessa, questo che voglio dire, non è così facile insomma.